evento sull'intelligence perché l'intelligence sta assumendo sempre più un'importanza fondamentale in tutti i settori della vita. È sempre stata legata in passato alla nozione di servizi segreti, al segreto, alla sicurezza nazionale, ma ormai l'intelligence non è solo un metodo di raccolta di dati, di trattamento di dati e di individuare le categorie di dati utili e necessari che possono fornire informazioni, ma diventa sempre più una materia scientifica multidisciplinare che è oggetto di ricerca scientifica, è oggetto di didattica e è promossa come didattica all'interno delle università. L'intelligence ormai in quanto metodo, dicevo, è utilizzata in ogni settore della vita umana, sia nel pubblico che nel privato. Pensiamo solo alla open source intelligence quando facciamo riferimento alle indagini penali o alla business e financial intelligence, alla stessa medical intelligence, cioè la raccolta di informazioni e dati di carattere sanitario che coinvolgono un territorio, che risulta essere ormai indispensabile anche per gestire, pensate ad esempio, solo le emergenze. Perché a Verona? Perché Verona si è dimostrata subito a livello di Ateneo estremamente sensibile all'argomento. L'importanza dell'argomento è sicuramente dimostrata anche dall'attenzione che abbiamo immediatamente avuto dalle autorità locali, e non solo locali ma anche nazionali. Anche lo stesso sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega ai servizi, ha inviato il suo grande apprezzamento per un convegno di questo tipo che nelle università italiane non è che si veda molto spesso. La sensibilità del nostro Ateneo è dimostrata anche non solo dal fatto che ospita la sede Regione Veneto della Società Italiana di Intelligence, che ha partecipato all'organizzazione dell'evento con il suo patrocinio, ma anche perché recentemente è stato istituito un centro interuniversitario fra Trento e Verona di scienze della sicurezza e della criminalità. L'evento si inserisce nel calendario per le celebrazioni dei 40 anni del nostro Ateneo. Saranno presenti illustri ospiti e la loro presenza è particolarmente importante perché rappresenta la multidisciplinarietà di questo evento. L'intelligence non è il tema di un settore, è un tema che attraversa i settori, che attraversa la storia sino ad arrivare all'attualità e a proiettarsi verso il futuro. Questo è lo spirito con il quale abbiamo accolto questa iniziativa, l'abbiamo curata e speriamo che questa iniziativa sia soltanto il primo passo verso una progettualità più complessa e inclusiva che ovviamente interessa Verona, l'Ateneo, il Dipartimento di Scienze Giuridiche, il dottorato in Scienze Giuridiche Europee e Internazionali che ci hanno offerto il loro primo supporto, il punto di partenza per poi proiettarsi in un contesto nazionale più ampio e raccoglierne, ci auguriamo, i risultati a livello di progettualità scientifica.